insieme. L'antica preghiera si implorava Dio dai fulmini, dalla peste, dalla fame e dalla guerra, e si pregava: liberaci, o Signore. Mia madre, vedova della prima guerra mondiale, spesso affermava: la guerra è la più grave disgrazia e non arriva mai da sola, ma è sempre in compagnia di altre disgrazie. La comunità di Saletto il 16 dicembre 1943 subì le prime 2 vittime a causa di bombardamenti aerei. Nella zona dell'Arcella di Padova, colpiti dall'esplosione delle bombe, morirono Carlo Bisarello di anni 41 e Tullio Picello. La notte del 21 febbraio 1945 Pippo, l'aereo da ricognizione notturno, apparve improvvisamente nella zona della stazione ferroviaria di Vigolardo. Sganciò una bomba. Non trovarono scampo alla morte 4 uomini di Saletto. Vettori Bruno di anni 26, Pasqualotto Danilo di anni 23, Parancola Guerrino di anni 48 e suo figlio Guerrino Parancola Gaetano di anni 18. Sempre a Saletto Pippo vide una debole luce e sganciò 2 bombe. L'esplosione spostò una trave del tetto che cade sul letto del bambino De Marchi di anni 10, che fu ferito mortalmente. L'11 marzo 1945, alle ore 21:30, il centro di Vigolardo subì un bombardamento aereo. L'obiettivo era l'edificio delle scuole elementari, dove era casermato un folto gruppo di soldati tedeschi. Una bomba esplose nello scantinato dell'edificio della scuola, uccidendo 19 soldati tedeschi e ne ferì gravemente altri 20. Nei nostri paesi, oltre ai bombardamenti, vi era un clima di odio politico, la guerra civile, la delazione per fame e le malattie e nessuna medicina. Nel territorio comunale di Vigolardo vi erano più armi che alimenti. In questo contesto 25 famiglie nascosero 36 prigionieri anglo-americani per evitare che i nazi-fascisti li internassero nei loro campi di concentramento. La famiglia di Noventa abitava e abita tuttora in via Bussiago a Saletto. Era composta dalla mamma Gisella Simeonato, vedova, dal figlio Nevio di anni 18 e da 4 figlie, tutte più giovani di Nevio. Dopo il 10 settembre 1943, vicino all'abitazione notarono 4 prigionieri di guerra sudafricani. Nevio ne accompagnò 3 e suoi figli hanno privato d'esito. Henry Roberts lo tenne nella sua abitazione sino alla liberazione. Nel mese di gennaio 1945, per un atto d'amore tra Rina Noventa e Henry Roberts, iniziò una nuova vita. In quelle settimane l'abitazione di Henry Noventa fu acquisita dal gruppo armato e violento delle brigate nere di Capolarsi. Roberts viene cercato, con uno stratagemma si nasconde dentro Siniva e non fu trovato. In questa situazione la vita del nascituro fu sempre piena di tante attenzioni e rispettata. Il 20 settembre 1945 in casa Noventa venne alla luce Graziella Roberts. Il 30 settembre Graziella fu battezzata in questa chiesa da padre Don Antonio Moletta. Come il perdono sconfigge l'odio, così la nuova vita ha vinto la morte. Continuiamo a ringraziare la provvidenza e soprattutto dire grazie a tante persone del cuore grande che hanno sfidato le ordinanze tedesche per salvare la vita al prossimo. Henry Roberts e Rina Noventa si sposarono in questa chiesa di Saletto nell'ottobre del 1945. La nuova famiglia si trasferì in Sudafrica. La vita coniugale degli sposi e Rina durò 65 anni, perché Henry Robert è deceduto pochi mesi fa. Graziella è partita da Saletto nel 1945, all'età di 2 mesi, e dopo 65 anni è ritornata a Saletto, suo paese natio, per conoscere le sue 4 zie e tanti cugini. Graziella è qui presente. Salutiamo ora un grande e caloroso applauso. Grazie.
e di ricordarsene. Mi chiamo Graciela Elena Antonietta Pinar. Sono la prima figlia di Rino 90 e del prigioniere sudafricano Enrico Roberto. Sono molto legata a questa terra perché sono nata a Saletto di Ricordarsene il 20 settembre 1945 e battezzata nella chiesa di Saletto dal parroco di allora, Don Antonio Muleta. Questa occasione, nel giorno della festa di Sant'Antonio, è per me un momento carico di onore e direi sacro. Per cui scusatemi se sono molto emozionata. Abita a Centurion a Pretoria in Sudafrica. È la stessa cittadina dove alloggia ora la squadra italiana di calcio. Sto visitando il mio paese di origine perché voglio ritrovare le mie radici, scoprire il mio paese natale, il posto dove sono nata e conoscere la mia cara famiglia di origine. Sono un'insegnante di matematica ed inglese. Mio marito è un avvocato ed ho 3 figli, Dan, 40 anni, agente di polizia, Jacques, 28 anni, revisore contabile, e Charles, 27 anni, soldato, paracadutista nell'esercito britannico. Riporgo i miei più sentiti ringraziamenti. Siete fantastici. Un grazie particolare alla mia famiglia Pasqualotto, zio Vasco, mia zia Giannina, Andrea, Roberto, Cristina e Federico, alla famiglia Parancola, alla famiglia Pegoraro e alla famiglia 90. Un caro ringraziamento anche a tutto ciò che ha fatto Giulia Cesaro, che ha reso le nostre vite una parte speciale della storia di questo paese. Grazie per l'onore speciale e l'opportunità di parlare a voi. I miei migliori auguri e quelli della mia famiglia all'Italia. Grazie.